Sergio Silva alla fine del primo atto dei quarti di finale, il Folloni che spugna il palazzetto di Grosseto, 4-3, è stato un derby, alla fine è stato un derby, avete prevalso, potevate forse anche chiuderla prima con 4 power play non sfruttati, però tutto sommato questo era il vostro obiettivo, adesso avete il match point domenica sera. Sì, penso che è una vittoria giusta, in mia opinione è una vittoria giusta, con sacrificio, con tanta sofferenza, perché sapevamo che questa pista non è semplice da giocare, la squadra avversaria non è semplice da giocare. Siamo stati bravi, era quello che volevamo perché eravamo venuti qui per vincere, siamo tutti contenti, complimenti ai miei ragazzi perché hanno dimostrato tanto carattere, poi abbiamo avuto anche problemi con Marco, già abbiamo Francesco fuori, ma ho quei ragazzi giovani che cercano di dare la mano che devono dare, l'hanno fatto, quindi complimenti ai miei ragazzi perché sono stati straordinari. Si parla di un incidente che non si vede quasi mai, pronti via, la partita aveva un ritmo, poi si rompe la porta del box, 20 minuti fermi, ha inciso un po', è cambiato un po' il ritmo della partita anche in questo imprevisto. Sicuramente erano passati 5 minuti e magari 20 minuti fermi per entrambe le squadre, magari non è semplice poi ricominciare una partita già diciamo quasi da freddi perché alla fine non fa neanche tanto caldo. Però penso che è stato un derby combattuto, ci aspettiamo un'altra partita così, un altro derby del genere domenica a casa nostra, ma non pensiamo di averla già vinta, con molta testa, ma penso che abbiamo grosse possibilità, bisogna dimostrarlo in pista e vincere domenica. Allora, grazie, complimenti per stasera e ci rivediamo col secondo atto dei quarti di finale. Grazie, grazie a voi, grazie.